Allora, Torino e Catania, siamo di nuovo in studio. Cosa hanno in comune? Cosa si litigano più che altro Torino e Catania? Si litigano gli egizi, ve lo faccio vedere. Ci siamo arrabbiati molto perché questo è l'ennesimo scippo che viene fatto a Torino, a prescindere dai contenuti dell'operazione, perché Torino è un supermercato da cui portare via tutto quello che serve per far per bene altre realtà. 12.000 firme raccolte in una sola settimana per dire no al trasferimento di 300 reperti dal Museo Egizio di Torino a Catania per allestire una mostra temporanea, e la protesta di un comitato di cittadini è arrivata persino alle orecchie del ministro della Cultura Dario Franceschini, che ha bollato la polemica come provinciale. Il problema non è Catania, quindi non è un discorso provincialistico come dice il ministro, il problema è proprio che il Museo Egizio di Torino è di Torino. Ma questo sarà solo l'inizio, perché a Catania sono convinti di fare un Museo Egizio di Catania con i reperti provenienti da Torino. La paura è che il prestito temporaneo si trasformi in un'esposizione permanente, una possibilità consentita dalla legge, come spiega un consigliere della Lega Nord in prima linea nella protesta. La legge nazionale dice che non ci possono essere prestiti che durano per più di 5 anni, però la sovrintendente ci ha espressamente detto che basta una piccola modifica della legge per questi 5 anni poterli trasformare tranquillamente in 20-25. La paura dei torinesi non è del tutto infondata. Se infatti il direttore dell'Egizio Cristian Greco ha assicurato che il prestito sarà temporaneo, l'amministrazione di Catania invece ha annunciato in un comunicato stampa l'inaugurazione di una sede distaccata del museo nel convento dei Crociferi. Ora le bocche sono cucite in attesa dell'accordo definitivo. Niente, non dichiaro niente, mi dispiace, ci dobbiamo aggiornare. Ci sono delle prese di posizione sia di Cristian Greco che del ministro Franceschini, quindi da lì può partire. Ma quali sarebbero i reperti contesi? Mi risulta che debbano essere una collezione di oggetti provenienti da scavi fatti negli anni 30 nel centro di Tunis. Penso che siano conservati nei magazzini del Museo Egizio da dove non sono mai usciti, non sono mai stati esposti, probabilmente per la loro condizione di materiale non perfettamente restaurato. Intanto ai comitati di protesta è arrivata una diffida ad utilizzare il nome del Museo Egizio nel loro materiale informativo. Ma probabilmente le abbiamo dato fastidio e le abbiamo fatte arrabbiare. Vuol dire intanto 1-0 per noi, vuol dire che a qualcosa siamo serviti.